Euroregione.news. Bertiolo, la festa del vino infinita. Iniziata l'11 marzo, si è conclusa ufficialmente domenica 16 aprile con il sindaco di Bertiolo Eleonora Viscardis e l'ex comandante delle Frecce Tricolori Marco Lant la consegna dell'attestato di cittadino onorario di Bertiolo, alla presenza di tante autorità, sindaci e assessori dei comuni vicini e bertiolesi amici di Pietro Pittaro. Oggi siamo qui a Bertiolo, nel teatro di Bertiolo, per ufficializzare la cittadinanza onoraria a Pietro Pittaro. Il comune di Bertiolo, l'amministrazione, il 30 novembre scorso, con una delibera votata all'unanimità, ha attribuito la cittadinanza onoraria a Pietro Pittaro. I motivi per cui l'ha fatto sono tantissimi, sicuramente perché è un personaggio illustre che ha dato veramente lustro al nostro territorio, e tanto della sua vita e tante delle sue esperienze sempre vincenti spesso si sono intrecciate col nostro territorio e con la nostra comunità. Perciò questo è un voler dire grazie ed esprimere la stima soprattutto a nome della comunità di Bertiolo a Pietro Pittaro, e oggi rendiamo pubblico questo atto, che è un atto sicuramente amministrativo formale, e oggi lo condividiamo con la comunità di Bertiolo e con tanti amici di Pietro che oggi sono venuti qua e insieme ripercorreranno le tappe della sua lunga e interessante vita. Diciamo che io sono onoratissimo di questo premio e devo ringraziare tutta la comunità di Bertiolo, logicamente anche il sindaco e l'amministrazione comunale. Ma io sono arrivato a Bertiolo nel 60. Ho lavorato in alla cantina sociale per 15 anni, però Bertiolo è diventato il mio paese di riferimento. Quindi ho fatto danni anche dopo, non solo con la valle, sempre più di tutto nel campo dei vini, ma anche in altri campi. E quindi oggi siamo qua, non so se vogliono farmi festa o farmi la festa. Per questa giornata. Io penso sia una giornata particolare ed importante, un'occasione per tutta la comunità per stringersi attorno a Pieri Pittaro, che una cosa ci ha dimostrato e continua a dimostrarci sicuramente tutti questi anni: la sua enorme passione, la passione per quello che fa, la passione per le sue passioni e la capacità di tenere vicino accanto a sé tutti gli amici e a fare sentire tutti delle persone speciali. Da Bertiolo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.